Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF. E dalle Corti Benedettine di Legnaro comincia questa nuova puntata di Cronache Trevigiane. Siamo venuti a Veneto Agricoltura per ascoltare l'analisi dell'agricoltura veneta, i dati 2010, dai quali si evince che la produzione veneta agricola vale 4,8 miliardi di euro, ma soprattutto si capisce che c'è un più 7%, l'occupazione invece un più 8%, le aziende agricole sono 77.500. Di tutto questo ve ne vogliamo parlare con alcuni addetti ai lavori autorevoli, ma intanto andiamo a scoprire cosa ci racconta questo servizio di cronache trevigiane. A tra poco. Un sacco di noci che fa un sacco di bene. E questo è il nome dell'iniziativa promossa dalla Fondazione di Comunità, associazione che raggruppa i 28 comuni dell'ULSS 7 di Pieve di Soligo. La fondazione, guidata dal sindaco di Santa Lucia di Piave, Fiorenzo Fantinel, ha pensato alle noci per sostenere un progetto sociale ambizioso. Di che si tratta ce lo spiega una delle promotrici, l'assessore del comune di Santa Lucia di Piave, Francesca Pellegrini. Un sacco di noci che fa un sacco di bene perché il ricavato resterà interamente nel nostro territorio e sarà principalmente devoluto alle associazioni che operano nella nostra USL, ma ha uno scopo ancora più grande, un obiettivo più grande, quello di costruire una casa alloggio per ragazzi con problemi dagli 11 ai 21 anni, con problemi psichiatrici che nella nostra area non esiste, e quindi la nostra USL e i nostri comuni hanno deciso di unirsi e accettare appunto questa sfida di costruire questo nuovo alloggio. L'iniziativa, partita in novembre, ha avuto un grande successo nel territorio dell'ULSS 7. Questo è dovuto alla proverbiale generosità della gente della sinistra Piave, ma anche alla bontà delle noci del nostro territorio. L'assessore ci parla proprio di queste noci particolari. Sono noci di Chiarano, per il sostentamento al clero della diocesi di Vittorio Veneto, sono naturali, non sono lavate con processi chimici e quindi fanno ancora più bene di quelle normali. E come detto poc'anzi, allora cominciamo questa puntata di Cronache Trevigiane, o meglio questa analisi dei dati dell'agricoltura 2010. Siamo ancora alle Corti Benedettine a Legnaro con Veneto Agricoltura e con il responsabile dell'osservatorio, il dottor Censore. Allora, quale dato emerge da questa analisi? Il dato sicuramente è un dato con segno positivo, soprattutto anche perché si veniva da un'annata 2009 abbastanza difficile. Parliamo di un incremento della produzione lorda del 7-8%, ci avviciniamo ai 4,8 miliardi di euro in totale Regione Veneto, questo soprattutto perché la produzione dal punto di vista quantitativo ha tenuto. Nella seconda parte dell'anno ci sono stati dati significativi con segno più per quanto riguarda i prezzi. E ci sono dei segnali positivi anche dal punto di vista dell'innovazione in agricoltura? Sì, indubbiamente l'innovazione, come vale per tutti i settori produttivi, vale anche per l'agricoltura e l'agroalimentare, quindi l'innovazione è elemento sostanziale della competitività, quindi segnali positivi ad esempio nell'innovazione di processo, si sta di molto diffondendo, qui parliamo di mercati locali, la vendita diretta, ma soprattutto significativo è l'insediamento di centinaia di giovani in questi ultimi 2-3 anni, centinaia di giovani che sicuramente creano nuove imprese, giovani che hanno un buon livello di scolarità, quindi parliamo di diplomati e di laureati, giovani che soprattutto investono in agricoltura. Ecco, dottor Censore, ma come possiamo declinare il fatto che in agricoltura l'agricoltura stessa denuncia che i prezzi alla produzione molte volte arrivano alle aziende agricole come quelli di 10-15 anni fa? La fortuna e la forza dell'agricoltura e dell'agroalimentare veneto è che, se parliamo ad esempio di latte, circa più del 75% del latte viene trasformato in formaggi pregiati, quindi parliamo di Asiago, parliamo di Grana Padano, formaggi che hanno delle ottime performance sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo sui mercati internazionali, anche in termini evidentemente di valore. Quando parliamo di uva non parliamo di uva da tavola, parliamo di uve ad hoc pregiate e, come dicevo prima, circa 1 miliardo di vino trasformato in vino esce dal Veneto, quindi parliamo di produzione di elevatissima
altissima qualità, perché parliamo di produzione del Trevigiano, basti pensare insomma al successo internazionale del Prosecco piuttosto che non del Soave o dell'Amarone, insomma dell'area di Verona. Proprio in conclusione andiamo un po' a guardare dei dati dell'ortofrutta. Il mercato richiede ad esempio la pesca veneta, un più 45% di produzione è un dato importante. Esattamente, quindi ecco anche questo è un segnale positivo perché anche l'agricoltura, sebbene i cicli produttivi sono diversi, ci sono insomma delle situazioni strutturali diverse, però è importante che ci sia flessibilità e quindi anche l'imprenditore agricolo è sempre più orientato al mercato e quindi a cosa richiede il mercato. Quindi non produce e dopo non sa dove vendere, ma sempre di più orientato a cercare di capire e di interpretare quello che richiede il mercato. Allora, grazie per la sua analisi che noi useremo tra poco per chiedere un commento su questi numeri, su questi dati all'amministratore unico di Veneto Agricoltura e all'assessore regionale Franco Manzato. Rimanete con noi. Etichettatura è finalmente legge. Il 2011 è l'anno internazionale delle foreste. Presentato in Veneto il progetto comunitario Frutta nelle scuole. Queste le cronache dal primario di questa settimana. Finalmente l'obbligo di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti agroalimentari è legge. Commenta così il ministro Galan l'approvazione del disegno di legge sull'etichettatura dei prodotti alimentari. Questo importante passo verso la completa e chiara informazione dei consumatori spero possa essere un deciso segnale all'Europa in direzione della vera tracciabilità dei prodotti alimentari. È finita l'era del falso Made in Italy agroalimentare che danneggia i nostri prodotti tipici e tradizionali. Mi auguro che l'Europa prenda atto della necessità di tutelare i consumatori con informazioni chiare e trasparenti. Il 2011 è stato decretato dall'ONU come l'anno internazionale delle foreste e Federparchi ha già in cantiere una serie di iniziative per celebrare al meglio questo patrimonio nazionale che per il 28% risiede nei parchi e nelle aree protette italiane. I 2.876.451 ettari di bosco assorbono complessivamente oltre 10 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, fungendo da polmone verde d'Italia. Un patrimonio da tutelare e proteggere che nel 2011 avrà la grande opportunità di essere comunicato al mondo e ai non addetti ai lavori. Sono tante le iniziative che le nazioni di tutto il mondo stanno organizzando e la data di inizio sarà il 24 gennaio, con il Forum delle Nazioni Unite che si terrà a New York. È stato presentato in Veneto il programma comunitario Frutta nelle scuole, coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il programma ha l'obiettivo di incrementare il consumo di frutta e verdura tra i bambini nelle scuole primarie e di far conoscere ed apprezzare le nostre produzioni ortofrutticole per una sana ed equilibrata alimentazione. La frutta proviene esclusivamente da produttori agricoli italiani e sarà gustata in tutti gli 8 lotti regionali, coinvolgendo oltre 10.000 scuole e privilegiando i prodotti stagionali, di qualità e del territorio. Grazie alla distribuzione di prodotti ortofrutticoli di stagione, ha dichiarato il ministro Galan, i bambini insieme ai loro insegnanti avranno l'opportunità di assaggiare, confrontare e conoscere meglio la frutta e la verdura dell'intero territorio nazionale, riuscendo così ad avvicinarsi al mondo dell'agricoltura e ai suoi valori tradizionali.